Le curiose iniziative per promuovere la Sicilia, i suoi prodotti, l'arte. Con noi fondatori del progetto Il Made in Sicily, Davide Morici e Giovanni Callea. Buongiorno, benvenuti. Buongiorno, buongiorno. Allora, intanto partiamo dal progetto Il Made in Sicily. In estrema sintesi, cos'è? Allora, il Made in Sicily è un progetto come se fosse un'agenzia di sviluppo del Made in Sicily nel mondo. Noi attraverso una serie di iniziative stiamo mettendo a sistema e stiamo costruendo valore su tutto ciò che è eccellenza e che noi conosciamo della Sicilia, partendo dal food per arrivare all'arte, quindi all'ingegno, tutto ciò che è Made in Sicily in un contesto internazionale. Callea, avete in cantiere anche un museo dedicato al Made in Sicily, come? Il primo grande Made in Sicily Museum nel mondo. L'idea è quella di mettere insieme queste eccellenze di cui ha parlato Davide. Noi siamo un popolo talentuoso, spesso non ce lo riconosciamo. I siciliani nel mondo fanno delle cose straordinarie, allora noi ispirandoci a due grandi modelli di museo, quello il Museo Nazionale Scozzese e il Museo Epic di Dublino, che è stato fondato dal fondatore, da uno dei presidenti della Coca-Cola, immaginiamo di poter creare un luogo nel quale questa eccellenza venga vista, venga raccontata e possa anche essere tramandata a chi verrà dopo, con l'idea anche di dare spazio ai pezzi di Sicilia che vivono fuori dalla Sicilia. Noi siamo 75 milioni di siciliani nel mondo, 70 vivono fuori e sono persone straordinarie, sono uguali a noi, hanno le nostre abitudini, il nostro modo di fare, la nostra visione della cultura, però siamo scollegati, il museo ha anche questo scopo. Ecco, nel frattempo poi vediamo appunto una delle vostre iniziative che vanno proprio a promuovere il Made in Sicily. A proposito di arte, Morici, già che arriva in aeroporto trova un assaggio di questo progetto. Sì, un assaggio con l'albero delle radici, si vedevano le immagini dell'inaugurazione, intanto del libro delle radici, perché questa logica delle radici parte dall'inaugurazione fatta al Teatro Mazzi un anno fa di questo libro, qua vediamo proprio rappresentato l'albero, che è un libro un po' al contrario dell'East Island. Vogliamo invitare i siciliani nel mondo a registrarsi attraverso una firma, e l'atto della firma è un atto importante. Faccio vedere solo una pagina. Infatti, cosa contiene questo libro? È un libro, di fatto è un'opera d'arte realizzata dal maestro La Rosa e che all'interno ha una serie di opere d'arte e anche firme di registrazione in occasione di eventi nel mondo. Ne prendo uno, questa è l'occasione, in occasione a Tokyo l'anno scorso della tappa del Vespucci, dove qua c'è proprio una serie di firme di tutte le istituzioni e anche i protagonisti di quell'evento, tra cui anche questa firma di un artista giapponese che ha simboleggiato la rigenerazione. Dal libro delle radici, l'albero delle radici all'aeroporto, il simbolo nella sala partenze dell'aeroporto di Palermo, abbiamo il primo simbolo dell'itinerario delle radici, un albero in ceramica realizzato dal maestro Boscia e che è dedicato ai siciliani, in terra siciliana e nel mondo. Da là, ora a breve, a giorni, inaugureremo a Piana degli Albanesi anche il simbolo Le radici del futuro, un murale fatto da Giulio Roche dedicato alla tradizione, alle radici arbresci, e anche a breve anche tante altre simbologie, tutto questo per costruire nel mondo simboli e collegarli dedicati ai siciliani nel mondo. Quando si parla del talento siciliano, come diceva poco fa Callea, quindi in giro per il mondo a promuovere il Made in Sicily, a ricordarlo. Ecco, quel dato anche che ci dava poco fa davvero interessante, magari non ce lo ricordiamo, appunto 75 milioni di siciliani, a parte i 5 milioni a cui siamo abituati, no? Ce ne sono tanti altri, ma soprattutto, no? Questi siamo la punta dell'iceberg praticamente. Ecco, abbiamo parlato del Giappone, di questo impegno che vi porta a ispirare tutti a comprare siciliano, non solo cibo, abbiamo visto, ma anche e soprattutto arte e cultura. Perché è importante? Allora, intanto noi crediamo che noi ci raccontiamo attraverso quello che facciamo. I siciliani sono grandi produttori di food, ma anche grandi produttori di arte e di ingegno. Allora noi cosa abbiamo realizzato il 10 aprile una grande opera ai quattro canti, un'opera di ceramica di 4 metri quadri che anticipa un intervento d'arte che faremo in Giappone a Osaka. L'idea è quella di utilizzare l'arte, che è un vettore che attraversa le lingue, attraversa le culture, per promuovere e rappresentare la nostra cultura. Dietro si porterà ovviamente il cibo, le nostre abitudini, la nostra cultura, la nostra identità. La cosa importante quando si parla di promuovere, bisogna ricordare che noi non vendiamo tanto cibo, vino, olio, ma dobbiamo rappresentare, vendere e promuovere la nostra cultura, la nostra identità. Quello spinge all'acquisto. Quindi quello che noi facciamo è, diciamo, interveniamo sull'immaginario dei nostri spettatori, dei nostri interlocutori. Quello trascinerà tutto il resto. Quindi noi, diciamo, se immaginiamo l'arte della comunicazione, noi ci occupiamo di marketing, facciamo uscire il desiderio delle persone, non tanto la vendita dell'oggetto in quanto tale. Quindi l'importante per noi come siciliani è raccontare il meglio di quello che sappiamo fare, e lo faremo appunto adesso a Osaka in occasione di Expo.
Ah, quindi sarete anche ad Osaka, c'è questa prossima tappa, già siete pronti per partire, quando sarà? Sarà a giugno. Ah, quindi ormai imminente. Imminente. Lì tra l'altro c'è un piccolo gesto che faremo per i giapponesi, perché porteremo un'opera fatta con 1000 chicchi di riso in ceramica. Beh, davvero un omaggio alle culture che si sposano. Maurici, allora questa è una delle prossime tappe, ma voi ovviamente abbiamo detto che fa il talento che non ha freni, quello dei siciliani. A che cosa state lavorando? Cosa avete pure in cantiere? Pure in cantiere abbiamo una missione, sicuramente la faremo nel mese di novembre, che ci porterà negli Stati Uniti, un po' coast to coast, a contatto con i siciliani di riferimento, alcuni, perché i numeri sono tanti, alcuni siciliani di riferimento che ancora oggi fanno tanto nei loro settori, anche perché i 70 milioni, 75 milioni di siciliani nel mondo hanno dei ruoli anche determinanti, anche a livello sociale, quindi è importante raccontare spesso queste storie qui in Sicilia noi non le conosciamo, allora andremo là e li andremo a trovare, non è la prima volta che andiamo in America, devo dire, quindi questa è una delle prossime tappe, ma siccome la Sicilia è grande non si sa mai cosa faremo, oltre a questo. La Sicilia è grande ed è grande anche nel mondo. Per chi volesse approfondire, conoscere meglio le vostre iniziative attraverso internet, attraverso i social, potete darci alcune coordinate in maniera tale da poterci eventualmente, per poter approfondire un po' gli spunti che ci davate? Siccome noi siamo promotori di bellezza e la Sicilia arriva ovunque, basta digitare il Made in Sicily ovunque, da Google ai social principalmente, perché diciamo la narrativa principale parte da Instagram, ma poi esiste un grosso gruppo su Facebook, su tutti i social, tutti, proprio tutti, quindi per seguire le nostre iniziative, e invitiamo sempre tutti a partecipare alle nostre iniziative, anche in giro per il mondo, perché se facciamo squadre e promuoviamo negli eventi del mondo è anche bello. Sarà anche curioso che vedere anche le reazioni, no, di tutti i siciliani che si trovano fuori, andare a scoprire questi aspetti. Guarda, te ne racconto una di questa. Quando a Los Angeles, questo era stato sul palco del Vespucci, sono venuti siciliani da tutta la California, mentre firmavano il libro piangevano. Addirittura. È la prima, perché è la prima volta che siete venuti voi a trovarci. Non siamo Guarda, venuti questa è la pagina proprio del momento in cui tutti i siciliani, è una delle allora, dei momenti un grande in emozionanti. bocca al lupo e buon lavoro. E viva la Sicilia! E viva la Sicilia! E viva la Sicilia!